Riaperto oggi lo svincolo di Caltanissetta che dalla A19 immette il traffico sulla strada statale 640 che porta a Caltanissetta e ad Agrigento. Quando sono arrivato al Ministro delle Infrastrutture nel 2019 mancavano ancora 27 km, il cantiere era fermo tra ANAS, General Contractor e le imprese. Non c'era praticamente nemmeno la più elementare forma di dialogo e questo è il commento fatto stamani dal sottosegretario Giancarlo Cancellieri ricordando i numerosi nodi sciolti di quest'opera. Il lavoro costante per portare a termine l'iniziativa è sotto gli occhi di tutti, mentre c'era chi minacciava blocchi e rescissioni. L'interesse del governo e di ANAS è stato esclusivamente quello di consegnare l'opera al territorio e mettere fine ai disagi. Con l'apertura dello svincolo in seguito alle demolizioni della vecchia SS 640, dalla A19 fino all'ingresso in città è tutta nuova 640 e i chilometri rimasti sono solo 4, ovvero quelli della galleria di Caltanissetta. Il prossimo 24 febbraio sarà aperto al traffico anche il bypass che eviterà l'interruzione della galleria e che migliorerà anche la viabilità per e da Agrigento, ha concluso il vice ministro Cancelleri. Siamo sull'innesto della 640 con l'autostrada A19. Stamattina apriamo un altro importante pezzo che è praticamente lo svincolo di raccordo fra le due autostrade ed è una cosa molto importante perché finalmente dopo anni di blocco, considerate che a settembre 2019 quando sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture in questa strada ne mancavano 27 km da completare. Bene, oggi ne mancano soltanto 4 che sono quelli relativi alla galleria perché stiamo finalmente completando a pezzi tutte le varie questioni. Il cantiere era morto, l'abbiamo resuscitato, ora se potete vedere quante persone ci sono in questo momento al lavoro, quanti ce ne sono da quella parte e quanti stanno lavorando negli altri vari pezzi del cantiere. E questa è una cosa molto importante perché finalmente abbiamo dato impulso, vigore, ma soprattutto la dimostrazione che se la politica c'è anche l'ANAS, ma soprattutto ci sono i lavori pubblici che si completano. Quindi andiamo avanti così, non me ne frega niente. A quelli che mi dicono lei viene qui a fare le passerelle, io gli rispondo ogni volta non con le parole ma con un metro d'asfalto in più. È il nostro stile, è il nostro modo e sarà sempre questo.